Grazie a tutti i presenti che hanno voluto appunto partecipare e onorare questo momento. Un ringraziamento particolare al Rettore che è sempre disponibile quando proviamo e proponiamo appunto iniziative assieme. Un ringraziamento ai colleghi presenti, in particolare al Vicepresidente Pigozzo che con me ha proposto questo premio quest'anno, ai colleghi Sinigaglia, Barbisan, non vedo altri, poi qualcuno magari si arrabbierà se non lo cito, ma partiamo con la cerimonia e col momento importante e ufficiale che appunto ci vede qui presenti questa sera. Basterebbero le traduzioni, le riedizioni delle opere di Ferdinando Camon a citare le grandi case editrici che credettero in lui per spiegare perché è giusto assegnargli il riconoscimento che il Consiglio regionale riserva ai cittadini veneti che si sono distinti diventando dei protagonisti della realtà contemporanea. Questo è il Leone del Veneto, che in questa edizione è assegnato a un intellettuale, a un uomo di cultura raffinata, un poeta e narratore, il secondo grande scrittore, dopo il re Zanzotto, a cui il Consiglio assegna questo riconoscimento. Se guardiamo al Novecento, il Veneto è terra di grandissimi scrittori e poeti, dal Fogazzaro al Piovene, da Commisso a Parise, Buzzati, il già citato Zanzotto, Bandini, Rebellato, Ugo Fasolo e poi ancora Gigi Meneghello e via dicendo in un crescendo che vede Fernando Camon un punto imprescindibile per i temi trattati, acume e capacità coinvolgente di una scrittura unica nella sua essenzialità. Ci permette di leggere la realtà con occhi nuovi. Il suo primo romanzo uscì in Italia con un'appassionata prefazione di Pierpaolo Pasolini e fu subito tradotto in Francia per interessamento di Jean-Paul Sartre con Gallimard. E da allora si è moltiplicato il suo impegno di testimone di una trasformazione profonda, radicale, che ha mutato il paesaggio non solo fisico ma soprattutto culturale della nostra regione. Camon non è stato il solo narratore della crisi o della morte della società contadina, ma è stato anche il testimone della trasformazione dell'anima di questa terra, passata in pochi decenni dalla cultura rurale al consumismo e alla postmodernità, passata dai ritmi lenti della natura e della vita alla fretta odierna, alle lacerazioni del nostro vivere quotidiano. Ciascun lettore, nell'intimità della lettura, riconosce il giusto premio al proprio autore, leggendolo, rileggendolo, magari consigliandolo con sincerità agli amici. Io penso appunto che Ferdinando Camon sia uno di quegli autori che non ci fanno di certo rimpiangere il tempo che trascorriamo con loro e non posso che concludere questo mio breve intervento con un grazie sincero per le emozioni, le riflessioni che i suoi libri ci fanno emergere dal cuore. Grazie veramente. Testimone e narratore della trasformazione del Veneto, con i suoi romanzi, racconti e poesie, ha descritto con rara efficacia i mutamenti e le fratture che hanno segnato la società veneta, dalla morte della civiltà contadina allo spaesamento della postmodernità. Il Consiglio regionale del Veneto conferisce a Ferdinando Camon il Leone del Veneto 2017.